Eder. Mech. Pallister. Ti propongo di sollevare una questione intrigante e misteriosa legata alla figura enigmatica del Pulcinella Goriziano e di domandargli chi, quella fatidica sera del 13, abbia avuto il potere di aprire la porta di casa. Questo interrogativo dà il via a un deduttivo e elaborato ragionamento logico, che scava nei dettagli oscuri della vicenda. Consideriamo le azioni e le intenzioni di Sebastiano. Egli sembra voler insistere sulla possibilità che un individuo esterno abbia fatto irruzione in casa, ma questo tentativo di spiegazione si scontra inevitabilmente con una realtà evidente. Le chiavi di emergenza, spesso menzionate, erano prive di qualsiasi etichetta identificativa. Questo dettaglio implicava che solo coloro all'interno del nucleo familiare, vale a dire il marito o la moglie, potessero avere la familiarità necessaria per individuarle e utilizzarle. Nonostante ciò, per penetrare effettivamente in casa e afferrare queste chiavi, sarebbe stato imprescindibile avere accesso a tutto il mazzo di chiavi. Infatti, quelle rinvenute con Liliana non garantivano la possibilità di aprire e chiudere la porta in modo ordinario. Nel turbinio di queste riflessioni, vediamo Sebastiano spinto all'angolo, costretto a difendersi anche dalle critiche rivoltegli dai YouTubers che si distinguono per affidabilità e rigore nella loro comunicazione. Alla luce di tutto ciò, potrebbe essere particolarmente fruttuoso rivolgergli pubblicamente la domanda e invitarlo a offrire il suo punto di vista in maniera diretta. Con la pressione crescente, sembra proprio che non sia questione di se, ma di quando verrà rivelata la verità. La soluzione al mistero potrebbe essere dietro l'angolo e lo svelarsi delle intenzioni e delle dinamiche di quella notte potrebbe accadere da un momento all'altro. Nella relazione di 240 pagine depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, viene analizzato nel dettaglio il lavoro svolto dalla sua equipe nel corso dell'ultimo anno. Ma ciò che emerge con forza dalle pagine del documento non è solo il racconto minuzioso delle indagini medico-legali. È la presenza della penna rossa, simbolo di correzione e di critica, che segna le lacune, gli errori e le omissioni compiute nelle fasi iniziali dell'indagine sulla morte di Liliana Resinovic. Un'indagine che, secondo la Cattaneo, avrebbe dovuto seguire un percorso metodologico più rigoroso e che, invece, presenta falle significative nel sopralluogo medico-legale, nell'autopsia e nella TAC. Dalla relazione emerge con chiarezza che le ferite riportate da Liliana Resinovic non sono compatibili con una caduta accidentale. I colpi individuati sul corpo sono definiti poli d'urto, termine che indica un impatto multiplo su diverse superfici corporee. Le sedi delle lesioni corrispondono a quelle tipiche di una difesa attiva: strattonamenti, tentativi di immobilizzazione, segni di afferramento. In altre parole, Liliana si è difesa. La Cattaneo lo scrive senza mezzi termini, spiegando come la donna abbia probabilmente cercato di resistere a un'aggressione. Uno dei punti chiave della relazione riguarda la causa del decesso. L'ipotesi principale avanzata dalla Cattaneo è quella della soffocazione esterna diretta, ovvero l'ostruzione delle vie respiratorie tramite mani o un oggetto morbido, come un sacchetto di plastica. L'esperta prende in considerazione anche la possibilità di una morte per confinamento, ovvero l'isolamento del soggetto in condizioni che ne impediscono la respirazione. Infine, ipotizza un'altra sequenza possibile: un'aggressione iniziale con colpi alla testa, che avrebbe causato una perdita di coscienza, seguita dalla morte per asfissia in un secondo momento, ad esempio con un sacchetto in testa. Tra le maggiori criticità segnalate nel documento c'è il sopralluogo medico-legale eseguito dopo il ritrovamento del cadavere. Secondo la Cattaneo, ci fu una totale assenza di adeguata documentazione fotografica, specialmente del volto e del corpo della vittima. Un'assenza grave, perché impedisce di avere una ricostruzione chiara e scientificamente valida delle condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere.
Anche l'autopsia presenta mancanze significative. Non furono eseguiti campionamenti istologici approfonditi, né venne effettuato lo scuoiamento del volto. Una tecnica fondamentale per individuare ematomi e lesioni sottocutanee non visibili esternamente. Questa procedura avrebbe potuto fornire informazioni cruciali sulla dinamica dell'aggressione e sulla causa della morte. Inoltre, viene sottolineato un altro errore: l'assenza del rilevamento della temperatura cadaverica. Questo parametro è indispensabile per stimare l'epoca del decesso, ma nel caso di Liliana Resinovic non è stato registrato. La Cattaneo lo definisce un'omissione ingiustificabile, che ha impedito di determinare con precisione l'intervallo temporale della morte. Un altro punto su cui la Cattaneo esprime forti perplessità è la stima dell'epoca della morte basata sullo studio del microbioma cadaverico. Secondo la consulente, questo metodo, pur essendo innovativo, non possiede la solidità scientifica necessaria per fornire dati affidabili in ambito forense. Per contro, la dottoressa ritiene che un elemento molto più rilevante sia l'analisi istologica, in particolare lo studio dei tessuti polmonari. Un dettaglio fondamentale riguarda il contenuto gastrico della vittima. Liliana aveva ancora nello stomaco residui della colazione, in particolare uvetta, il che suggerisce che la sua morte sia avvenuta tra la colazione e le 4 ore successive. Questo elemento restringe significativamente il possibile arco temporale del decesso e potrebbe risultare determinante per le indagini. Un'altra scoperta rilevante riguarda una frattura alla seconda vertebra toracica della vittima. Secondo la Cattaneo, questa lesione è compatibile con un'azione di afferramento e torsione della testa, una tecnica che potrebbe ricordare la presa da strangolamento nota come chokehold. Ciò suggerisce che la vittima possa essere stata immobilizzata con la forza prima di essere soffocata. Questa frattura era già visibile durante l'attacco, ma non è stata adeguatamente analizzata nella prima autopsia. Anche questo viene segnato con la penna rossa della Cattaneo, come un'altra grave lacuna nelle indagini iniziali. Un altro aspetto controverso riguarda la conservazione del cadavere nei giorni successivi al ritrovamento. La relazione sottolinea che la salma non venne posta in una cella frigorifera, ma lasciata in una stanza a temperatura ambiente non nota. Questo ha avuto conseguenze sulla qualità delle analisi successive, poiché la decomposizione ha alterato alcuni parametri fondamentali per l'autopsia. In particolare, si fa riferimento alla rigidità cadaverica. Quando il corpo venne ritrovato il rigor mortis era ancora in atto, mentre 6 giorni dopo, al momento dell'autopsia, era completamente risolto. Tuttavia, secondo la letteratura scientifica citata dalla Cattaneo, il rigor mortis può persistere per oltre 2 settimane in determinate condizioni ambientali. Questo dettaglio potrebbe rimettere in discussione la tempistica della morte e la possibilità che il cadavere sia stato conservato altrove prima di essere abbandonato nel luogo del ritrovamento. La relazione della Cattaneo non si limita a segnalare gli errori del passato, ma indica anche le piste investigative ancora aperte. Un elemento chiave sono i reperti piliferi trovati sugli indumenti e sul corpo della vittima. 7 formazioni pilifere sugli abiti, 4 sui sacchetti di plastica e altre 4 nella zona pubblica. Questi reperti potrebbero contenere DNA utile per identificare l'aggressore. Le conclusioni della relazione tracciano un quadro chiaro. Liliana Resinovic è stata vittima di una morte violenta. I segni di difesa, la natura delle lesioni e la modalità del soffocamento indicano chiaramente l'intervento di terzi. Se l'analisi genetica dovesse confermare la presenza di un profilo identificabile, il caso potrebbe finalmente arrivare a una svolta decisiva. Dopo 3 anni di incertezze e polemiche, la relazione della Cattaneo potrebbe rappresentare il punto di non ritorno per le indagini, con un nuovo scenario investigativo tracciato nero su bianco. La Procura ha ora gli strumenti per procedere verso l'individuazione del responsabile di un caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.